Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, guardiamo oggi una partita strabiliante, una partita che rimarrà nella storia, in cui il campione del mondo Magnus Carlsen perde contro Hans Niemann, un giocatore, un giovane talento che poco tempo fa aveva 2400 punti Elo, e negli ultimi 2 anni studia scacchi 12 ore al giorno e arriva a 2688, adesso a 2700 punti Elo. Carlsen perde, si ritira dal torneo senza portare motivi e su internet Niemann viene accusato di usare il computer nonostante i rigidi controlli con i metal detector a cui viene sottoposto, no? Che praticamente veniva quasi desnudato, no? Niemann all'entrare nella sala di gioco, il che diciamo rende molto difficile, no? Speculare non solo della volontà, che probabilmente lui non aveva nemmeno mai intenzione di varare, ma anche se avesse voluto varare non avrebbe avuto il metodo di farlo. E un'altra cosa, quindi Magnus Carlsen si ritira, non è la prima volta che per esempio perde molto dinero dopo aver perso una partita, perché sicuramente ha perso molti soldi ritirandosi, perché il torneo è finanziato da Rex Stinquefid, no? Che è un miliardario che mette tantissimi soldi, no? In questi eventi con premi altissimi. È un miliardario che tra l'altro sta comprando tutti i giocatori dalle varie federazioni perché giochino per gli Stati Uniti. Però per esempio è già successo che Carlsen, non so se si era arrabbiato dopo aver perso con Karek in una partita del match per il campionato del mondo e non è andato alla conferenza stampa e gli ha perso 20, gli hanno tolto 20 o 25 mila euro di premio perché non ha rispettato il contratto, no? Quindi pure anche certi atteggiamenti che ha dopo aver perso su internet, no, dopo aver perso, chiedo scusa, dal vivo partite blitz online, per esempio a volte atteggiamenti corporei, non so, tirare la viro così, che dimostrano una grande sofferenza, che si arrabbia molto con se stesso e per la situazione, proprio perché è così forte che probabilmente non si ricorda più il significato della sconfitta. Adesso sicuramente il povero Hans Niemann verrà trovato pulito appunto da tutto, sicuramente. Peccato per esempio che sia stato adesso bannato da chess.com nonostante avesse risolto con gli amministratori della pagina i suoi problemi passati, parlandoci, no? Avevano già raggiunto un accordo, però poi non so, questa è un'altra cosa, adesso chess.com ha lanciato un'OPA per acquistare Play Magnus di 83 milioni di euro, quindi non so se magari questo accordo tra chess.com e Magnus Carlsen potrebbe avere qualcosa a che fare con il ban dell'account di chess.com di Niemann il giorno dopo che ha sconfitto Carlsen. Questo non lo so, però è un dato di fatto, no? Che il giorno dopo che Niemann ha perso con Carlsen è stato bloccato. Ok, adesso parliamo di un'altra cosa. Il gioco degli scacchi ha diciamo la tendenza a pattare. Se il gioco è scientificamente perfetto, più aumenta il livello, più le possibilità di pattare sono alte, tanto che anche a livelli più bassi, ma per sconfiggere i giocatori più deboli bisogna prendersi dei rischi, bisogna fare dei bluff, soprattutto da nero. Anche Carlsen alle Olimpiadi ha giocato aperture, non vorrei usare termini, aperture orribili, che doveva stare magari chiaramente peggio, ma che l'avversario non conosce e quindi ha più possibilità di vincere, no? E quindi deve fare dei piccoli bluff, deve gestire il rischio e molte volte ti va bene, ma una volta può andare male. Anche da bianco qua Carlsen gioca un rischio, gioca una variante orribile. Questa partita in realtà non avrà nulla di strano, anzi vedremo che Niemann in molte varianti, in molti momenti critici sbaglia e non gioca appunto le mosse del motore, non c'è neanche coincidenza tra le sue mosse e quelle del motore. Adesso vediamo fino a quanto può arrivare la preparazione di Niemann e perché si suppone che è normale che sapesse tutto. Allora, la partita continua con D4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3. Normalmente Carlsen gioca cavallo F3 per giocare la catalana, con G3, alfiere G2 e arrocco corto. E
diciamo che probabilmente Niemann, che non so bene come si pronuncia, si sarà preparato tantissimo, no, contro la Catalana, che è la sua arma principale, con cui ha sconfitto un Nepomniachtchi nel campionato del mondo. E una delle varianti principali della catalana, appunto, sarà una variante in cui arriveremo per trasposizione adesso. Dopo cavallo C3, alfiere B4, la difesa ninzo-indiana, Carsten gioca G3, dopo arrocco, alfiere G2, si completa il fianchetto e D5 qua, e trasponiamo appunto in una catalana. Carsten gioca A3, alfiere per C3, B per C3, D per C4. A questo punto dopo cavallo F3 si traspone. Ecco, Carlsen voleva trasporre. E qua Niemann ha pensato parecchio, penso 8 minuti, lo ha detto 15 nell'intervista, in realtà erano 8 perché doveva considerare donna 4, che in realtà non è pericolosa perché ok, oltre a cavallo di 7 c'è alfiere di 7, no? Che era stata giocata da Sadorra, però probabilmente vincendo, un giocatore filippino mi pare Sadorra molto forte, il nero sta già bene, ha sviluppato l'alfiere campo chiaro, il bianco ha una struttura strana, e probabilmente Niemann stava valutando queste posizioni che non si era preparato bene. Dopo cavallo F3 siamo trasposti in una catalana con C5. Ecco, adesso vorrei dire che questa posizione si raggiunge, no? Soprattutto dall'ordine di mossa il cavallo F3, D5, G3, alfiere B4 e ora cavallo C3, che è una variante che ho cercato di far funzionare anche io molto da bianco, ma che non funziona. E il nero può arroccare, alfiere G2, D per C4, ora la principale è arrocco corto, mentre A3 si considera una mossa secondaria, una mossa sbagliata, e si traspone esattamente in questa partita. Diciamo che questa posizione si è raggiunta in un altro ordine di mosse, è stata già giocata varie volte. Per esempio, anch'io l'avevo studiata sia da bianco sia da nero, ho provato a farla funzionare da bianco e avevo raggiunto la conclusione che porta a una posizione pessima. Ovviamente un bluff, una variante da una partita, no? Che voleva giocare Carlsen. Ecco, e qua anche molti, c'è analizzata in molti libri, molte pubblicazioni, molti repertori, un repertorio recente sulla catalana, un corso di chessable di un grande maestro spagnolo che si chiama Alonso, dice ai suoi studenti del corso di non giocare questa linea da bianco che è molto rischiosa a differenza della catalana, proprio perché si può andare a stare peggio. Come potete vedere il motore dice parità 0-0, in realtà è uno 0-0 a 3 risultati perché la struttura bianca è rovinosa. Dopo Arrocco, C per D4, qua è stata giocata C per D4 precedentemente, che è rischiosa perché questo pedone è un pedone passato, no? E Carlsen gioca la novità donna per D4, siamo solo alla mossa 10, no? In generale le preparazioni possono arrivare molto più avanti, e qua a questo punto Neyman gioca cavallo C6, donna per C4 e I5, e anche questo io per esempio ce l'ho da mesi nei miei appunti, l'avevo analizzata già da mesi questa posizione esatta, fermandomi qui, quindi mi sembra, e penso anche che sia stata pubblicata da qualche parte, e il computer da 0-0 non è una linea granché per il bianco, mi sembra una posizione qua del tutto plausibile, no? Che Niemann conoscesse e che conoscesse almeno un paio di mosse in più. Ora la partita è continuata con alfiere G5, qua ci sono varie mosse di Niemann, alfiere 6, H6, qua gioca H6, ancora sapeva la sua teoria, ecco qua Carlsen sbaglia. Qua Carlsen, secondo appunto il computer, ecco qua il punto che Carlsen ha delle debolezze, il pedone in C3, il pedone in A3 sono pedoni sconnessi, lui probabilmente doveva giocare alfiere per, perché ora G per è orribile con le donne in campo, e dopo donna per F6, c'erano, ok, il computer dice donna B5, ma anche il cavallo di 2 con l'idea di portare il cavallo in E4, in C5, la torre in B1, la donna in B5, cercare di non far sviluppare il nero, cercare di effettuare una pressione, di creare pressione sull'ala di donna, sulla colonna B, su B7. Questo era il modo per mantenere la parità secondo il computer in questa variante che è complessa, o altre mosse, no? Come donna B5. La Carlsen gioca torre F1, ora alfiere 6, punto esclamativo, la mossa di Neyman che era ancora preparata, che dà un vantaggio al nero. Quindi qua siamo solo alla mossa 13, è normale che il bianco gioca una linea orribile, consapevolmente, no? Perché è un 2688, magari il bianco non vuole nemmeno sprecare una preparazione da giocare contro un giocatore da 2800, no? Vuole sconfiggere Niemann con una variante secondaria. Ecco, e qua dopo alfiere E6
A questo punto qualunque mossa non è buona per il bianco. Perché non è buona qualunque mossa per il bianco? Perché, ok, diciamo che il bianco per esempio prende in F6, ecco qua la donna kamikaze, donna per di uno scacco, donna per di uno, alfiere per C4, l'alfiere è in presa ma il nero ha già la qualità in più e quindi un vantaggio decisivo. Quindi alfiere per F6 non si può più giocare. Se il bianco sposta la donna, per esempio donna C5, non so, il nero gioca donna A5, con vantaggio perché? Perché se il bianco cambia le donne, anche se ora per esempio se il bianco mantiene la coppia degli alfieri, ora le debolezze, la casella in C4, il nero ha case forti per i suoi cavalli, questi pedoni sono orribili, le debolezze strutturali del bianco sono più rilevanti della coppia degli alfieri. Anche se il bianco cattura in F6 per doppiare i pedoni neri, questi pedoni non sono attaccabili proprio per la conformazione dei pezzi come lo sono il pedone in C3 e il pedone in A3. Quindi il nero sta già meglio. In partita dopo alfiere E6, Carsten decide di entrare nel finale, alfiere per C4, torre per, alfiere per, e ancora siamo in una posizione migliore per il nero grazie appunto alla struttura migliore. Carsten ora c'è un attacco simultaneo contro E2 e G5, quindi Carsten decide di cedere la coppia degli alfieri e gioca, qua pensi giocare F1, ecco torre di 8, gioca Niemann prendendo la colonna. Ora ci saranno piani in futuro come, non so, cavallo A5 B6, il nero ha i pedoni solidi, il bianco qua, pedoni deboli. Re 1, cavallo A5, torre di 1, e a questo punto ecco qua una mossa del computer, torre C8. Qualcuno potrebbe pensare, Niemann stava usando il computer, ovvio che no, perché in realtà per uno che capisce di scacchi, no? Come questi giocatori, torre per D1 sarebbe un po' una mossa da codardi, no? Cambiare i pezzi perché giochiamo col campione del mondo e vogliamo semplificare, no? Una mossa magari che potrei fare io, no? Magari così, voglio pareggiare, voglio pareggiare. No, la mossa potrebbero fare molti giocatori, no? In realtà si cambia e poi magari si può anche perdere perché ora senza le torri questi pedoni non sono più attaccabili lungo la colonna aperta. Un giocatore forte mette da parte le emozioni, col campione del mondo non semplifica e mette una torre per attaccare C3, così la torre attiva e se il bianco vorrà difendersi avrà la torre passiva, mossa totalmente normale per giocatori così forti, nulla di allarmante. Il bianco gioca cavallo di 2, alfiere E6 e poi il bianco gioca C4, perché? Perché giocare con torre C1 probabilmente risultava troppo passivo per Carsten, non so, magari il nero inizia a giocare F5, 4, centralizza il re, B6 con vantaggio. Ecco C4, gioca Carsten, ecco e qua vediamo che nel primo momento critico, quando sono finite le mosse normali, Niemann sbaglia e gioca alfiere per C4, in realtà la presa di questo pedone non è la più precisa secondo il computer, non è, per esempio, lasciamo arrivare il computer a una profondità decente, no? Magari si dice che il computer ha una profondità decente a profondità 30, non è nemmeno la terza mossa del computer, alfiere per C4 è un errore, proviamo ad aumentare le linee, non è nemmeno la quarta mossa del computer, proviamo ad aumentare ancora le linee, non è nemmeno, alfiere per C4 non è nemmeno la quinta mossa del computer, cioè proprio siamo in un momento critico, torniamo a diminuire un po' le linee, e Niemann sbaglia. Qua, secondo il computer, è molto meglio mantenere, questo sarebbe inumano, lasciare in vita il pedone in C4, Re 7, B6, qualcosa che non mi so spiegare perché è meglio, però diciamo che se uno stesse usando il computer, no, lo copia come un pappagallo e non prende il C4, no? Invece Niemann gioca l'umano alfiere per C4, che poi magari non è la migliore per motivi tattici, perché magari, ok, si poteva anche giocare come Carlsen, ma magari cavallo E4, attacca F6, no? Ora dopo l'umana, non so, re G7, cavallo D6, che era una forte pressione contro C8, B7, e ora per esempio su torre C7, che cerca di difendere tutto, seguirebbe cavallo E8, no? Con attacco doppio, e quindi qua già Carlsen avrebbe recuperato un pedone, no? Perché dopo torre B8 c'è alfiere per B7 anche, no? E su cavallo per B7, cavallo per C4 e si recupera un pedone. Quindi fantastico, ma anche cavallo per, torre D7, no? Seguita da alfiere per D7 o alfiere D5, darebbe un eccellente compenso al bianco. Quindi cavallo E4 sarebbe stata un'ottima possibilità per il bianco, almeno di recuperare il pedone. Cavallo per C4 è stata giocata, torre per C4, torre di 8, re G7, tutte mosse forzate, no? Queste, quindi ovviamente coincidono con il motore perché sono forzate. Alfiere di 5,
Torre C7, ovviamente bisogna difendere la settima, no? Più che ovvio, perché sennò bianco piazza la torre in D7. In caso di torre D7, torre C1 sarebbe stata forte, no? Perché poi ci sarebbe stato un certo attacco, cavallo D3, re 3, cavallo C5 che attacca, difende, poi il nero si accingeranno ad attaccare il pedolino A3, eccetera. Comunque, quindi Carlsen gioca alfiere di 5, torre C7, ecco qua, secondo il computer F3 con l'idea di magari E4, re F2 era un piano difensivo migliore. Ok, torre autogioca Carlsen, errore, una posizione molto difficile da giocare, A6, che c'è un pedone in presa, no? Quindi sia che lo suggerisca al computer sia che non lo suggerisca chi gioca A6, torre B8, F5, mossa totalmente naturale, no? Per centralizzare il re, guadagnare spazio, torre 8 e 4. Carlsen gioca G4, torre C5, che vuole togliere il pezzo più centralizzato del bianco, normalissimo, alfiere A2. Ecco qua per esempio qua, la mossa più normale era F per G4, no? Che secondo il computer F5 continuare ad avanzare, no? Ci sarà sempre un pedone in più nell'altra ala, si guadagna vantaggio nell'ala di re, questa probabilmente sarebbe stato il suggerimento del computer. Niemann gioca cavallo C4 che non è tra le prime mosse del computer. Dopo cavallo C4, ok, Carlsen avrebbe potuto giocare il finale di torri, no? Ma sarebbe difficile, no? Perché il nero ha una maggioranza estremamente potente. Anche se forse questo sarebbe stato un tentativo di controgioco. Carlsen gioca a 4, ecco, cavallo di 6, punto esclamativo. Attacca, difende 4. E a questo punto, dopo torre 7, anche dopo altre mosse, per G molto forte, nemmeno la migliore del motore. Secondo il motore torre C2 sarebbe stata ancora più potente, no? Altra riprova, no, del fatto che non lo sta usando, c'è una grande differenza, più meno 5, meno 2. Ok, F per G4, giocato Niemann, torre di 7 e ora E3. Ok, E3 c'è un po' da calcolare, ma non è difficile, no? Si vuole giocare cavallo E4 e si creano reti di matto. Perché ora a questo punto torre per D6 perde, no? Per torre C1, torre D1 e qua a questo punto si vince sia con E per F2, Re per F2, torre per D1, sia con torre per D1, Re per D1 e per F2 non si può parare la promozione, combinazione semplice. Quindi F per E3, cavallo E4, questa era l'idea di Niemann, si minaccia quasi matto, il cambio delle donne minimo, si minaccia torre C1, torre D1, torre per D1, Re per D1 e cavallo C3, con doppio. Scappare subito in D1 si becca subito il doppio, perdendo un pezzo della partita. Ritirarsi in D1 è troppo passivo. Qua qualcosa del genere porterebbe probabilmente velocemente alla sconfitta. Non so, anche cavallo C3 non sarebbe devastante. Attacco triplo, no? Torre C1, cavallo per A4. Turno un pedone difende. Quindi qua re F1, a questo punto torre C1. E il computer non è nemmeno la preferita del computer, che preferisce torre F5 tra l'altro. Questa sì che è inumana, questa è totalmente logica. Scacco per creare un attacco doppio, mossa normale. A questo punto torre per F7 scacco, re G6, il bianco recupera un pedone ma poi il nero riprenderà materiale, no? Perché ci sono troppi attacchi doppi. Fiere per F7, scacco, re G1, su re F1 ci sarebbe un doppio. Torre 1, si ripete 2 volte la posizione, normale, re F6, si centralizza il re, ci si toglie dalla scoperta. E qua alfiere di 5, che è un errore secondo il computer migliore torre per D7. E non so se questa posizione si vince o patta, ma non è qualcosa di perfetto. Magari qua solo meno 1 e 12, no? Magari qua ci sono chance di patta. Assolutamente. Cioè se uno stesse usando il computer, come potrebbe permettere appunto tali chance di patta, no? Cioè starebbe giocando perfetto. Qua questa posizione non è più nemmeno vantaggio decisivo secondo il motore. Fiere di 5 gioca Carlsen errore, quindi una partita traboccante di errori da parte di entrambi. Torre di 2 che inchioda, che sul fiere per E4 torre per D7, torre F7 re G6, torre D7, ora a questo punto cavallo G5, si attiva il cavallo, ok, questa è la mossa più forte, ma è normale, no? Che anche il povero Niemann trovi qualche mossa.
alfiere F7 scacco, re F5, centralizzando il re, la torre in difesa direttamente dal doppio, combinazione banale. Qua, secondo il computer, re F6 è più forte, non so perché. Re F5 mi sembra più naturale, cioè mi farebbe pensare male più una mossa come re F6, no? Più che re F5. Torre per D2, cavallo F3, re G2, cavallo per D2, e a questo punto questo finale, probabilmente anche senza le torri, è vinto. Ora Carsten gioca a 5 nel disperato tentativo di fissare le debolezze e guadagnare entrambi i pedoni, che se no se nero gioca, non so, B6 a 5, no? A 4 rimane debole, questi pedoni sono intoccabili. Re e 5, mossa del motore, ma anche mossa ovvia, perché dobbiamo evitare, no, che questi pedoni vengano attaccati, quindi sottraiamo questa casa d'alfiere. Re G3, cavallo F1, mossa ovvia, su re per G4, cavallo per H2, e qua avremo un finale vinto perché faremo pressione su E3, poi su A5, vinceremo. Re F2, cavallo per H2, qua Carsten gioca E4, re per E4, per E6, re F4, e a questo punto ci sono due pedoni. Carsten attacca questi pedoni e ora adesso, non so, magari lasciare i pedoni per provare ad andare a donna, questa sì potrebbe essere una variante da computer, no? Che magari il computer qua vede che si vince la gara di corsa, ma rischiando molto nella pratica. Magari, ecco, qualcuno che ha il computer magari gioca così, no? Perché non ha paura del pedone A, non c'è il fattore emozione, no? E quindi, non so, solfiere B7, qua calcola cavallo F3, unica mossa per vincere, solfiere per G per A6, H2, qua alla fine della combinazione il bianco promuove ma il nero da matto. Qualcosa di difficilissimo da calcolare, a mio avviso. Infatti Neyman non gioca così, Neyman semplicemente va a prendere il pedone. Cavallo E5, anche il cavallo D4 forse poteva essere, ma cavallo E5 va bene, vuole andare in C4. Carsten qua gioca alfiere per A6, cavallo C6, ora si libera da questa casella, il pedone cade, alfiere D5 cercando di limitare il cavallo, ma dopo H4, alfiere D5, re E5, diciamo che ora Carsten ha abbandonato, perché se si sposta l'alfiere il cavallo torna in gioco, e poi con il cavallo in più prima o poi si porteranno i pedoni a promozioni, quindi una partita normalissima. Niemann ha lasciato varie chance di pareggiare a Carsten, la preparazione è normalissima, diciamo che è una variante che chiunque poteva conoscere, parliamo di mossa 12-13, cioè magari di solito la gente conosce anche fino a mossa 20-30, non è una variante sconosciuta, che io l'avevo vista moltissime volte recentemente, molte pubblicazioni ne parlano. Quindi Carlsen ha rischiato più del necessario, a volte per vincere contro giocatori deboli bisogna variare, bisogna giocare posizioni orribili. Detto questo, comportamento impeccabile da parte di entrambi, e Carlsen non ha mosso nessuna accusa, non sappiamo se si sia ritirato per un malore fisico, magari per qualunque cosa, no? Uno può speculare qualunque cosa. Comunque facciamo gli auguri a Carsten di un pronto recupero, e ora il tifo anima di vincere il torneo, e speriamo di vederci presto con altre partite interessanti. Alla prossima!